Bentornati in un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Condizioni anticicloniche ma nebbiose sulla Valpadana, ancora freddo anomalo su quei settori, l'inverno proprio sulle zone pianeggianti, mentre sui monti il clima sarà del tutto stabile. Ma ecco la grafica che conferma appunto nei prossimi giorni, anche i primi giorni del nuovo mese di febbraio, come vedete un solido campo anticiclonico. Confermata questa evoluzione almeno fino al 5 di febbraio, il clima risulterà mite e confermata anche una irruzione sulla Russia, la Scandinavia, quindi sui settori del nord-est Europa, un clima freddo, le temperature sottomedie in quei settori, condizioni che però vengono quasi ufficializzate da parte dei centri modellistici, un'evoluzione che vede da martedì 6 febbraio lo scorrimento di correnti più umide da ovest che dalla Spagna potrebbero portare un aumento della nuvolosità sui settori settentrionali dell'Italia. Quindi sul nord Italia aumenterà la nuvolosità, come anche sul Levante Ligure, sulla Sardegna, sulle regioni tirreniche avremo più nubi e la possibilità di qualche piovasco sul Levante Ligure e la Toscana, come anche sui settori alpini, ma ovviamente le temperature saranno ancora leggermente sopra la media stagionale. Fatto sta che il campo anticiclonico andrà indebolendosi e come vedete avremo una dinamicità maggiore, instabilità maggiore proprio per dei veloci fronti atlantici in azione sul centro Europa, mentre come notiamo si andrà ad instaurare sulla Groenlandia un campo anticiclonico seppur debole e una formazione probabilmente tra il 9 e il 10 di febbraio di una profonda saccatura sull'Oceano Atlantico. Questa saccatura sarebbe responsabile poi del passaggio di più fronti instabili dopo il 10 del mese di febbraio e di conseguenza l'anticiclone andrebbe indebolendosi totalmente per lasciare spazio a instabilità e quindi ad una maggiore affluenza di correnti umide e di instabili, quindi avremo sì del tempo probabilmente molto più dinamico dal prossimo weekend e quindi associato a calo termico soprattutto a partire dai settori del nord-ovest, sui settori alpini e poi ovviamente anche sul resto delle regioni. Una tendenza che però ancora suscita molti dubbi soprattutto per la collocazione di questa saccatura. La saccatura sembra confermata e ancora però ovviamente da capire dove si posizionerà, perché se si andrà a creare questo campo anticiclonico sulla Groenlandia e se il fronte freddo di origine artico-continentale rimarrà confinato solo sulla Russia, lo risentiremmo quindi di aria fredda di tipo invernale, risentiremmo per lo più di precipitazioni sì piovose ma nevose solo a quote medio-alte, quindi una perturbazione di tipo autunnale. Se andiamo a vedere il modello americano notiamo come invece veda una situazione molto più stravagante e infatti già dal 10 di febbraio vedete mostra già in azione un potente fronte sul nord Italia e che porterà già della instabilità dalla serata di sabato 9 febbraio. Una tendenza che ovviamente ancora risulta incerta, infatti le temperature saranno ancora leggermente sopra la media a causa del vento di scirocco che innalzerà le temperature soprattutto sulle regioni meridionali e di conseguenza il rischio di qualche temporale e rovescio anche di forte intensità che interesserà soprattutto il versante tirrenico, ma questo vento di scirocco andrebbe a instaurare, come vedete, un potente anticiclone sull'Europa orientale e di conseguenza l'Italia si troverebbe in bilico poi domenica 11 febbraio tra un vortice sul Nord Africa, qualche precipitazione che interesserà anche il resto d'Italia ma seppur con temperature in media o leggermente sopra per il periodo, con nevicate sulle Alpi solo oltre i 1500 metri, quindi nulla di invernale, sarebbe una perturbazione di tipo autunnale. Quindi insomma non vi sono ancora delle dinamiche per tipo di perturbazioni dalle caratteristiche invernali, però tornerebbe la pioggia e di conseguenza sarebbero delle piogge benefiche per gran parte della nostra penisola, ma avremo modo di riparlarne. Per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti, iscrivetevi al canale.